Parte la sperimentazione del contributo di accesso nel 2024, dalla primavera del 2024. Finalmente approdiamo per la fase finale in Consiglio Comunale per l'approvazione il 12 di settembre. Oggi è stata approvata la delibera di Giunta che dà indirizzo di presentare l'emendamento di Giunta che conclude questo iter, dopo aver ascoltato associazioni e veneziani. Finalmente si cercherà concretamente di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni giorni dell'anno. La giunta comunale riunitasi oggi ha dato dunque il via libera. Chi dovrà pagare? In linea generale i visitatori giornalieri sopra i 14 anni. Saranno esclusi i residenti nel comune di Venezia, i lavoratori anche pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in città o nelle isole, i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l'IMU nel comune. Esentato invece chi soggiorna in strutture ricettive del territorio comunale, quindi i turisti pernottanti, i residenti nella regione, i ragazzi fino ai 14 anni, chi necessita di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, coniuge, convivente, parenti o affini fino al terzo grado di residenti nelle aree in cui vale il contributo e una serie di ulteriori esenzioni. Una sperimentazione a cui noi ci approcciamo con grande sensibilità, con grande anche umiltà, perché siamo convinti che sia un percorso sicuramente migliorabile, sicuramente oggetto di interventi che possano in qualche modo renderlo ancora più fluido nella sua gestione. Cercheremo di pesare il meno possibile in termini di oneri sulla prenotazione, sarà invece molto semplice, molto legata al digitale e consentirà di raccontare al mondo che in alcune giornate, nelle giornate particolarmente affollate, non è consigliabile la visita in giornata alla città e quindi conviene prenotarsi per un altro periodo, scegliere un altro giorno. Inizialmente il contributo sarà di 5 euro, poi si vedrà durante la sperimentazione cosa cambiare o mantenere. Al momento si parla di circa 30 giornate, il cui calendario sarà diffuso nelle prossime settimane, soprattutto ponti primaverili e weekend estivi.